Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata cari ragazzi, siamo arrivati all'ultima settimana della Quaresima, perché da domenica prossima entreremo nella grande settimana, la Settimana Santa. Vorrei anzitutto partire dal Vangelo di questa domenica. Racconta dell'incontro tra Gesù e una donna che è stata colta da parte degli anziani del villaggio in flagrante adulterio. Per questo, secondo la legge di Mosè, secondo la legge dell'Antico Testamento, avrebbe meritato di essere lapidata. Naturalmente gli anziani non hanno interesse per la sorte di questa donna, ma piuttosto vogliono cogliere questa occasione per mettere in difficoltà Gesù, per fargli scacco matto. E allora gli domandano: Signore, cosa dici che facciamo di questa donna? Se Gesù avesse risposto lapidatela, avrebbe contraddetto tutto il messaggio che aveva annunciato negli anni della predicazione, nel suo Vangelo. Se invece avesse contraddetto la legge di Mosè, lui stesso sarebbe stato passibile di morte. Gesù non guarda alla forma, non si ferma al rispetto delle regole, va alla sostanza, guarda il cuore di quelle persone e così le invita a prendere posizione. Chi tra di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro questa donna. Nessuno è senza peccato. Tutti portiamo dentro di noi una tensione verso il male, verso la violenza. E soltanto la grazia di Dio, soltanto la forza della misericordia di Dio può aiutarci a vincere quelle che sono le declinazioni cattive che abbiamo dentro di noi. E infatti quegli uomini, rendendosi conto che loro stessi erano peccatori, lasciano cadere quelle pietre e si allontanano. Ma ecco il momento più bello. Quella donna rimane lì in mezzo, sola con Gesù. Gesù sta scrivendo per terra, non sappiamo che cosa abbia scritto, non sappiamo neanche perché l'abbia fatto. A me piace immaginare che sulla sabbia Gesù abbia scritto i peccati di quella donna, perché il vento dello Spirito li potesse spazzare via. Ciò che mi colpisce è il modo di comportarsi di Gesù verso quella ragazza. Non le fa domande sul suo passato, semplicemente le chiede: donna, chi ti condanna? E alla sua risposta: nessuno, Signore, lui aggiunge: neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. L'incontro con la misericordia di Dio, che noi celebriamo ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, ci permette di diventare creature nuove, di ripartire con una forza grande nel cuore che ci permette di vincere, come ho detto prima, le declinazioni del male. Ci rende persone nuove, persone buone. Nei primi giorni della Settimana Santa, lunedì e martedì, anche voi avrete la possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione, in preparazione della Pasqua. Spero che anche voi possiate fare questa esperienza di incontro con il perdono e la misericordia di Dio e sentir ripetere per ciascuno di voi quelle parole: neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Due ultime cose molto veloci. La settimana scorsa mi è giunto per mail il messaggio di un alunno del Barbarigo, a commento di alcuni capitoli dell'enciclica Fratelli Tutti, che avevo consegnato come impegno, tra virgolette, didattico per questa Quaresima. Un testo molto bello che mi ha fatto riflettere, perché questo ragazzo è riuscito a tradurre nella sua realtà ciò che Papa Francesco dice a proposito della situazione di tutta l'umanità. Costruire fraternità, riconoscere nell'altro un fratello verso il quale non punterò mai il dito, ma sempre avrò un atteggiamento di misericordia. Entro venerdì prossimo, ultima cosa, vi invito, cari ragazzi, a completare la raccolta delle offerte per il sostegno dei profughi ucraini.
Con venerdì termineremo questa raccolta. Invito a portare quanto avrete desiderato donare in segreteria, come ho specificato più volte, dichiarando la motivazione, quindi offerte per gli ucraini, dichiarando la classe e facendovi rilasciare apposita ricevuta. Che anche questo gesto di fraternità sia proprio il nostro modo per avvicinarci alla Pasqua. Anche noi, avendo il cuore verso i miseri, cioè verso chi è in difficoltà, e condividendo ciò che abbiamo di caro e di prezioso. Grazie per l'ascolto, buona settimana, buona ultima settimana di Quaresima, alla luce della misericordia del Signore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.